Si alza la palla 2 in questo momento, numero 6 per San Martino di Lupari. Subito il primo attacco e il primo canestro da sotto di Egvuo, che è già dall'altra parte con la palla per il tiro da 3 punti di Leonardi. Un po' di ruggine per San Martino di Lupari, che è da tanto che non scende in campo. Qui però riesce Egvuo, che torna da Giordano, che prende il palleggio, arresto e tiro con la palla nelle mani di Leonardi, che va fino in fondo a subire la stoppata di Beraldo con recupero, che lancia in contropiede Giordano, che va ad appoggiare subito il raddoppio difensivo, il taglio sotto canestro e la ricezione di Leonardi, che ha in questa partita, nonostante il pessimo posto in classifica. Qui intanto ancora è possesso per la formazione ospite, che va dentro, poi la palla torna fuori per il tiro da 3 punti di Giordano. Metà primo quarto, Fontana, che tentativo di passaggio dentro, poi la palla carambola nelle mani di Toffolo con la palla in guardia, il ribaltamento di lato per il tiro ancora da 3 punti di Giordano, la palla per Peserico, che prende il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta, che va a prendere il palleggio, arresto e tiro, corto anche il suo tiro, già Amabilia che lancia lungo Fontana, qui quasi in frazione di 8 secondi, la palla dentro però arriva ad Egvuo, che segna, si muove dentro la palla, poi buon anticipo di Toffolo che propizia il recupero, la palla per Giordano che si invola in contropiede ad appoggiare, ultimi 8 secondi da giocare, palla nelle mani di Rossi, arriva il blocco, sembra la palla viva, arriva nelle mani di Leonardi, che prende il catch and shoot da 3 punti allo scadere del quarto, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, controlla ancora San Martino di Lupari, ancora Giordano ad andare in 1 contro 1, che va sul fondo per Celani, per l'1 contro 1, le torna la palla in mano, prende il tiro a 3 punti bianchi, la palla sotto canestro per Celani, fuori ancora per Leonardi, che prende un altro tiro da 3 punti. Condizione fisica, dato il mese di assenza dai campi di gran parte di queste giocatrici, qui Pini a giocare di forza in 33 a 20, quindi forse hanno sbagliato. Qui intanto ancora da 3 punti Ponzano, intanto Pini in virata a provare l'appoggio di mano sinistra, sbaglia, si controlla però a rimbalzo, a cui viene strappata palla da Amabilia, che lancia in contropiede Toffolo, che appoggia di tabellone, 5 secondi da giocare, non si era... Rimbalzo però controllato da Ponzano, che è già dall'altra parte in transizione con Leonardi, che trova dentro Miccoli, che appoggia, si vede che è un po' stanca adesso Amabilia, probabilmente verrà sostituita dal coach Tomei, che va da Peserico, la finta, poi l'1 contro 1 di Peserico col penetra e scarica per il tiro da 2 punti del capitano, 2 giocatrici molto piccole. Intanto il fallo subito da parte di Beraldo, che col tentativo di passaggio dentro, recupero però da parte di San Martino di Lupari, che lancia in contropiede Beraldo, che appoggia altri 2 punti. Ancora il movimento di palla di San Martino di Lupari, la palla nelle mani di Beraldo, che va in 1 contro 1 a trovare un appoggio, palla torna in punta nel movimento di palla di San Martino, ancora Giordano a giocare l'1 contro 1, lo scarico per Peserico, che deve prendere il tiro allo scadere, e la palla nelle mani di Giordano, che prende il tiro allo scadere dei 24. Beraldo che tiene il palleggio vivo, parte in 1 contro 1, va a cercare l'appoggio, arriva la palla in lunetta per Egvuo, che parte in 1 contro 1, cerca l'appoggio di mano sinistra, riescono a recuperare un extra possesso le giocatrici ospiti, e poi Leonardi, Toffolo le sporca il pallone, la difesa, poi allo scadere di 24 deve forzare Fontana in uscita dai blocchi di Leonardi, che va in 1 contro 1 contro Amabilia, che tiene bene in difesa, ma è bravissima Leonardi per il tiro da 3 punti di Leonardi, corto sul primo ferro, però più veloci di tutti a rimbalzo, e ancora Egvuo tra le 2 formazioni. Qui la ricezione subito in uscita dal blocco, che scoccano ora, palla nelle mani di Peserico, che va fino in fondo, i scarichi sotto canestro per trovare poi il tiro dalla media distanza di Egvuo. Giordano a giocare l'1 contro 1, il passo e tiro poi di Giordano e l'appoggio di tabellone, prende il tiro da 3 punti, che sbaglia la conclusione, però più bravi di tutti sono le giocatrici ospite. Il taglio di Miccoli, che riceve palla, che va sotto canestro per Fontana, fuori la palla per Amabilia, che ci pensa un attimo, poi prende il tiro da 3 punti per Deste, che va da Carraro, che prende il palleggio, arresto e tiro. San Martino che sta facendo un po' più di fatica, comunque già
63 punti subiti. Saltamento di lato per Miccoli, la finta e poi la partenza lungo la linea di fondo, buona la chiusura, poi trova il taglio di Carraro, dall'altra parte a spingere ancora, a trovare dentro il taglio di Miccoli con la linea di fondo, lo scarico sul lato opposto, la finta, poi il palleggio, arresto e tiro di Carraro, a cercare il tentativo, sbaglia il tiro, poi si lotta a rimbalzo, bravissima 2 o 3 volte Peserico per controllare palle. San Martino di Luberi, fuori la palla per Beraldo, in ala per Giordano che prende il catch and shoot e palla persa. Già dall'altra parte Leonardi con il tiro da 3 punti, arriva il blocco di Toffolo, Peserico a andare in palleggio, che trova in lunetta Egvo che prende il tiro da 2 punti, poi bravissima Rossi a trovare il taglio sotto canestro, Miccoli che viene stoppata, però il possesso resta in attacco con il tiro da 3 punti che ribalta al lato, poi c'è il recupero da parte di Leonardi che va in solitaria, ancora in punta la palla per Giordano, dentro per Peserico che ha preso posizione benissimo, penetra e scarica la palla fuori per Amabilia, ancora per Toffolo che prende il tiro dalla media distanza. Si conclude così il recupero della 26esima giornata di Serie A2